Allora, benvenuti ragazzi, sto ancora con l'impermeabile. Allora, benvenuti su ricette da sballo, il canale di Telegarage Mare Viaggi. Per quanto riguarda ricette da sballo vado un po' di fretta perché le cose da preparare sono abbastanza lunghette. Oggi faremo una bellissima lasagna alle zucchine. Tutti quanti magari pensano ma la lasagna è sempre lo stesso procedimento. No, non è vero assolutamente. Quindi oggi faremo la lasagna con zucchine, besciamella, pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella. E poi logicamente l'immancabile lasagna. Vi presento qua giusto gli ingredienti per fare veloce. Voilà ragazzi, allora 4 zucchini, quindi li taglierete a fette e poi li andrete a grigliare. Poi abbiamo il nostro parmigiano reggiano, della mozzarella, della scamorza affumicata, dei funghi champignon in cui faremo una besciamella ai funghi champignon, del prosciutto cotto, basilico, aglio, poi prezzemolo non l'ho messo, e poi ci vorrebbe comunque anche prezzemolo, e poi abbiamo la nostra passata di pomodoro. Quindi potete utilizzare questa mezzo litro oppure un litro, dipende se a voi piace con più sugo o meno. Ok, quindi allora, ed ecco qua, quindi incominciamo la preparazione della nostra lasagna. Ragazzi, il primo procedimento che noi andremo a fare sarà quello di tagliare i nostri zucchini. Li taglieremo praticamente a fette, dopodiché li andremo a cuocere su una piastra di ghisa, quindi tagliate a fettine sottili. Allora ragazzi, nel frattempo che noi grigliamo le nostre melanzane, cominciamo a fare il nostro sughetto mettendo un po' d'aglio, olio, e quindi facciamo soffriggere il nostro olio e quindi poi aggiungeremo la nostra passata. Ed ecco qua ragazzi, allora gli ingredienti principali sono quasi tutti cotti. Abbiamo fatto quindi le nostre zucchine, le abbiamo grigliate, le altre si stanno finendo di preparare. Nel frattempo abbiamo fatto un sughettino semplice con la passata, quindi il tempo di cottura 5 minuti, non è molto rapido, quindi è molto rapido voglio dire. Quindi 5 minuti con basilico, quindi è uscito un bellissimo sugo al basilico. E qui invece abbiamo fatto funghi champignon, dove andremo a mettere la nostra besciamella. Qui abbiamo messo il vino ed poi gli aromi tipo il prezzemolo, il vino bianco, prezzemolo, sale e pepe. Quindi i nostri ingredienti principali sono quasi finiti, adesso passiamo ad altre operazioni. Quindi taglieremo praticamente la nostra mozzarella e il prosciutto e grattugiamo un po' di questo formaggio affumicato. Quindi taglieremo un paio di fette di prosciutto, no? Taglieremo per il lungo da formare delle striscioline. Voilà ragazzi, quindi arrivati a questo punto mettiamo la nostra besciamella, in modo che la besciamella quando è calda si distende più facilmente. Quindi togliete dal fuoco ed aggiungete la nostra besciamella nei funghi, quindi avremo praticamente la besciamella a gusto di funghi. Quindi girate, mescolate bene. Voilà, e quindi questo servizio è praticamente terminato. Quindi adesso dobbiamo solo comporre la nostra lasagna. Come si fa? Allora, prima cosa munitevi di 2 cucchiai differenti. Quindi andremo a mettere un po' di sugo nel fondo della teglia, non esagerate. Questo procedimento servirà per non fare attaccare la pasta. Ok, quindi introduciamo le nostre lasagne. Voilà.
voilà, voilà, voilà. Quindi mettete del sugo sopra alla pasta in questo modo. Ok, spargete un po'. Adesso metterete tante come si chiamano qua? Zucchine da ricoprire tutto. Ok, poi metterete della mozzarella. Rimanetene un po' per lo strato finale, perché lo strato finale non ci vorrà praticamente il sugo, quindi al limite la potete pure fare a pezzi e la distribuite. Il prosciutto cotto che metterete nei spazi vuoti e la besciamella. Ok, aggiungete un po' di formaggio, questo qua affumicato, un po' per tutte le parti, quindi fate poi un altro strato. Questa volta abbondate di sugo. Quindi abbondate, abbondate, abbondate di sugo, perché questo qua rappresenterebbe l'ultimo strato che noi andremo a fare di sugo. Ok, e quindi ricontinuate e rifate lo stesso servizio di prima. Quindi le zucchine passate con la mozzarella, ok, il prosciutto cotto ed il formaggio, e quindi poi mettete adesso la lasagna sopra senza mettere la besciamella, perché la besciamella adesso la facciamo come strato finale. Ok, e quindi adesso mettete tutta la besciamella sopra. Voilà, distribuite bene la besciamella sopra per tutti i lati della pasta, bagnatela la pasta. Ok, mettete la mozzarella, la potete fare a pezzi un po' per tutte le parti, il formaggio, questo qua affumicato, del pepe e del parmigiano reggiano, un paio di foglioline di basilico, ok, in forno per 30 minuti. Se vi piace molto densa, allora in forno per 30 minuti, se 30, 25, 30 minuti, e poi mo mi dà una annanzi. Allora 25-100 minuti, ok, a 200 gradi. Tada! Ecco qua. Allora ragazzi, finita la nostra lasagna, iscrivetevi al canale, vi aspetto tutti. Ciao ciao da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, per il canale Ricette da Sballo.